un ottimo risultato, insomma, siamo la prima regione d'Italia come Fratelli d'Italia, siamo il primo partito in Italia, il primo partito in regione, sono motivi di grandissima soddisfazione. L'entusiasmo è palese nonostante la notte insonne per Luca De Carlo, riconfermato al Senato e coordinatore regionale di Fratelli d'Italia. Il partito ha conquistato una vittoria superiore alle aspettative, raccogliendo consensi a piene mani nel bacino dell'alleato leghista. Avevamo la percezione nelle piazze che fossimo diventati attrattivi per molta gente che ci fermava, che voleva chiacchierare con noi, percepivamo che l'aria era buona. Non mi sarei aspettato un risultato così della Lega, ma si sa, la politica è ciclica, l'importante è che i voti siano rimasti all'interno del perimetro di centrodestra in modo che si possa governare questa nazione con stabilità e si possano fare quelle cose che i veneti ci chiedono. E sull'autonomia, che molti nella Lega vedono ora allontanarsi sempre più, De Carlo rassicura. Noi abbiamo una parola sola, l'abbiamo data, lavoreremo per il presidenzialismo e per il federalismo e quindi l'autonomia, e quindi non hanno nessun problema, nessun motivo per essere preoccupati i miei amici della Lega. E la vittoria di Fratelli d'Italia come andrà a ridisegnare gli equilibri nella coalizione di centrodestra che governa la Regione Veneto? Noi abbiamo un assessore, 5 consiglieri, aspetteremo la prossima tornata dove siamo sicuri di contare di più perché saranno i veneti a darci mandato di rappresentarli di più. Candidato di spicco del partito di Giorgia Meloni, l'ex magistrato trevigiano Carlo Nordio, eletto alla Camera. Di lui si è parlato come candidato in pectore al Ministero della Giustizia. La crisi economica, dice, può essere affrontata anche con la riforma della giustizia. La lentezza della nostra giustizia ci costa 2 punti di PIL e poiché in questo momento l'aspetto più importante, ancora più della separazione delle carriere, del CSM, eccetera, è l'impatto che sull'economia può avere la giustizia, l'accelerazione di questi processi sia civili che penali è sicuramente assume un aspetto prevalente.